Beh, questo progetto devo dire io sono, tra le tante cose, anche un organizzatore di festival, ideatore, eccetera, e ne ho f organizzati o ideati parecchi, ma uno come questo mi pare che stia sviluppandosi in maniera perlomeno unica nel suo genere. Perché? Perché si svolge in 2 nazioni, magari questo non è la cosa più originale, ma si svolge addirittura in 4 città, cioè in disordine: Gorizia, Nova Gorica, Lubiana e Trieste. E devo dire anche che il progetto era nato grazie ad Alessandro Ciuc, grazie a Igor Prassel, 1 o 2 anni prima del Covid, quindi stiamo parlando di 3, 4, 5 anni fa, in base a delle ricerche parallele. Devo anche citare una giovane studiosa montenegrina, cioè Dunja Jelenkovic, che io non conoscevo 5 anni fa, ma che tramite altri amici era venuta a Venezia. Insomma, anche lei si stava già occupando, per le sue personali ricerche di storia, oltre che di storia del cinema, di quel decennio che va dal 1945 al 1954, e in particolare io sono triestino, a Trieste, che dal 47 diventa territorio libero di Trieste, governato dal governo militare, retto dal governo militare alleato. Ed è un periodo straordinario perché succedono in una città di frontiera. Non era più solo una città di frontiera dal 45 in poi, e diciamo pure anche oggi in altra forma, era una barriera, era la barriera contro l'Oriente, contro il comunismo, contro Stalin, per esemplificare estremamente le cose. Ed era Trieste una città contesa. E Tito, presidente della neofondata Jugoslavia, uno dei vincitori della guerra, però la guerra era stata vinta dall'Occidente e dall'Oriente contemporaneamente, però in sostanza Trieste era una delle città, anche Berlino era una delle città contese. E beh, in quel decennio nel nostro territorio, cioè oggi si chiama Slovenia, una volta era la parte slovena del nord della Jugoslavia, e nella parte nord-est dell'Italia succedono tante cose molto ben documentate da storici di tutto il mondo. Esistono centinaia di libri su quel periodo. Ma il problema, non il problema, io mi ero accorto anni fa, per miei interessi personali, che ci sono anche un sacco di documenti, documentari, film di fiction, e da tutte le parti del mondo, ovviamente soprattutto realizzati in quel decennio in Italia del nord-est, ambientati in Italia del nord-est, e girati in Jugoslavia del nord e ovest, diciamo pure. E tutti questi non si sono mai visti assieme. Io li ho visti, non so, su alcuni siti internazionali o grazie alle cineteche, in particolare la Slovenska Kinoteca di Lubiana, in particolare la Cineteca Nazionale, la Cineteca di Bologna, la Cineteca del Friuli, ma sempre, come si potrebbe dire, erano frammenti di una realtà che con questo progetto, che ripeto è nato 4-5 anni fa, di Gorizia e Nova Gorica, capitali culturali europee, non si poteva neanche sognare, oltre che immaginare. E né si poteva sognare che col Covid tutti quanti siamo rimasti a casa quasi per 2 anni ininterrottamente, e le nostre ricerche, le mie, le sue e quelle di tanti altri, si sono approfondite, perché la paralisi fisica fa sì che tu leggi più libri, non puoi andare al cinema, ma ne vedi molti di più a casa. E per cui il progetto come si potrebbe dire, era nato per 3 giorni da fare a Lubiana, alla Chinoteca, alla Slovenska Chinoteca. Poi col tempo si è gonfiato perché i materiali sono infiniti, nel senso che potremmo proiettare nei prossimi, speriamo, anni, anche oltre 4 anni, materiali enormi, materiali che in parte non sono restaurati, in parte non sono visionabili, in gran parte sono visionabili.
E stiamo parlando, ripeto, di documentari, cinegiornali, cortometraggi, mediometraggi televisivi, ad esempio, o lungometraggi, anche perché questo periodo non finisce nel 1954 con l'arrivo degli italiani, con la restituzione di Trieste all'Italia, o con, come si potrebbe dire, con la fine delle mire della Jugoslavia sulla zona A. Ma dopo comincia tutto un altro periodo, studiosi, cineasti, documentaristi degli decenni successivi, faccio un solo nome, ma importante, quello del nostro amico Franco Giraldi, e girano film che si ambientano nell'anteguerra, ma o documentari che si ambientano, che studiano quel periodo. Faccio anche qui un solo esempio: Trieste 1948, realizzato da Franco Giraldi per la RAI negli anni 80, ed è una miniserie documentaristica estremamente importante. Perché in quell'epoca, negli anni 80, molti dei protagonisti dell'immediato dopoguerra, guerra calda, guerra fredda, guerra tra, come si potrebbe dire, neofascisti, partigiani tornati a casa ma ancora con le armi a casa, le foibe, eccetera, in questo bel documentario di Franco Giraldi vengono riesaminati, e ovviamente vengono riesaminati decenni dopo, ma ancora oggi ci sono dei cineasti che si dedicano a studiare e anche a spettacolarizzare, perché no, quel periodo. Secondo me tuttora si potrebbero fare delle serie, delle fiction televisive su singoli episodi o su singoli personaggi positivi, eroi, ma anche molti eroi negativi, perché era un periodo di spie, di compromessi, di, come si dovrebbe dire, di voltagabbana, anche in tutto il resto del mondo, ma in particolare nei nostri territori. Ogni giorno, ogni momento che sfogliamo un giornale, si riscoprono dei casi. Molti di questi casi sono documentati da film. Stiamo parlando per lo più di film di propaganda, per quanto riguarda i cinegiornali e i documentari. Propaganda, perché? Perché la propaganda fa parte della cultura. E oggi qualunque trasmissione televisiva da cosa viene interrotta? Dalla pubblicità, che è la propaganda per quel prodotto, per quell'altro prodotto, per quel terzo prodotto. Siamo bombardati da propaganda più che mai. Forse ne siamo così assuefatti che vedere le propagande di 70 o più anni fa, forse crediamo siano vere. C'è un cinegiornale girato a Pola dagli jugoslavi nel 48, come ne abbiamo visti a Lubiana un paio di giorni fa. Sembra la verità, non è la verità, è la voce fuori campo, il montaggio, è tutta una finzione per dimostrare quello che il regime di Tito vuol dimostrare, ma la stessa cosa vale per l'Occidente. Ricordiamoci che l'America, gli Stati Uniti d'America avevano all'epoca un importantissimo dipartimento che si chiamava United States Information Service, con una grossa sede a Trieste, un palazzo, non l'ambasciata americana, era un palazzo dell'USIS, con una propria biblioteca, con una propria cineteca. All'epoca c'era solo il film, e c'era il film a 16 mm. Questi film a 16 mm venivano proiettati in oratori, università, scuole, eccetera, ed erano propaganda non solo americana, propaganda filo occidentale, ovviamente perché? Per dimostrare che l'Occidente è più avanzato dell'Oriente, Oriente nel senso di regime comunista retto dall'Unione Sovietica. Addirittura abbiamo recentemente non riscoperto, abbiamo saputo che 500 di questi filmati dell'USIS depositati a Trieste sono adesso all'Archivio di Stato a Roma e attendono di essere restaurati, perché io come studioso ne ho accesso, posso vederli in moviola, ma la gente in generale non ha accesso a tutto questo materiale che, ripeto, sarà propaganda, ma propaganda di immagini che vanno decodificate, analizzate,
e anche utilizzate, perché no, per dei nuovi documentari su quel periodo o su tanti argomenti correlati a quel periodo. Beh, tutto questo documentazione, sogni e realtà che si sono sviluppati, diciamo, pure sull'arco di 3-4 anni, e è stato, ha avuto tante fortune. Forse la maggiore, per non dire anche senza il forse, la maggiore è trovare una realtà già radicata tra Gorizia e Nova Gorica, cioè Chino Atelier. Chino Atelier che per la mia età ho avuto anche la fortuna di veder nascere, perché ero amico di Darko Bratina e non c'era ancora, ad esempio, a Gorizia il Kulturni-Dom. Darko Bratina, grande studioso che avete che Chino Atelier, volevo dire, omaggia regolarmente con un premio e con pubblicazioni, eccetera. Beh, era un cinefilo come me, un po' più anziano, però lui era docente, poi era stato eletto addirittura nel Parlamento europeo. Insomma, era anche un uomo politico, oltre che un coltissimo sociologo, quella era la sua specializzazione. Beh, lui, assieme ad altri, ben inteso, cinefili come me, a Gorizia avevano sviluppato il Chino Atelier. All'epoca ovviamente c'era ancora il confine. Chino Atelier si svolgeva, per quanto so io, a Gorizia, poi si è sviluppato nei decenni, anche prima ovviamente del crollo della Jugoslavia, si è sviluppato anche a Nova Gorica, e sono certo che una forza bilingue nel campo del cinema hanno prodotto fra l'altro film che sono stati presentati in festival importantissimi, e ha creato una mini scuola di cineasti goriziani o dell'area dell'Interland goriziano, e collabora sempre di più. L'ho visto con la Kinoteca, con la Slovenska Kinoteca, con realtà importanti che ci sono in Slovenia, e oggi come oggi, di fronte poi a 3 anni o 3 anni e mezzo dall'oggi fino al 2025, sono convintissimo che Chino Atelier di Nova Gorica e ovviamente di Gorizia sarà, come si potrebbe dire, non solo per questo progetto riguardante un decennio particolare, ma anche per tante altre cose di cui sento parlare, e sarà importantissimo perché siamo nel cinema mondiale in una fase enorme di passaggio che il Covid, sappiamo bene, ha accelerato. Cioè, siamo in una bellissima sala cinematografica, ma le sale cinematografiche oggi come oggi si chiamano Netflix, Amazon, Disney Channel, eccetera, eccetera. È lì che la maggior parte della popolazione mondiale vede i film, vede le produzioni e anche vede i classici, perché stiamo parlando di questa nostra rassegna che riguarda film per lo più antichi o addirittura dimenticati, invisibili, eccetera. Beh, prima o dopo avremo, sono sicuro, il Kino Atelier Channel, e avremo disponibile, ovviamente tramite internet, non sto pensando a una cosa commerciale o a pagamento, sto pensando a un sito internet insomma internazionale, che la nostra rassegna, che oggi si svolge in 4 città, fra pochissimi anni si potrà svolgere normalmente in tutte le città del mondo, con sottotitoli in tutte le lingue, cosa già, come si potrebbe dire, tecnologicamente fattibile. Certo costa, certo va finanziata a livello europeo, perlomeno, visto che stiamo parlando di un evento europeo, la capitale culturale europea. Io ho visto, viaggiando, ad esempio, la città di San Sebastián nei Paesi Baschi in Spagna. Beh, l'ho vista prima, già una città molto ricca e turistica, con un antico festival del cinema, e l'ho vista dopo che è diventata capitale culturale europea.
Beh, ha fatto un salto di qualità culturale e anche fisica, cioè strutture nuove, antiche chiese trasformate in cose indescrivibili, in due parole, per cui l'impulso che potrebbe dare a tutto il territorio, ovviamente stiamo parlando non solo, il confine non c'è più, non è che a Monfalcone o a Trieste non ne beneficeranno. Penso che ne beneficerà, almeno per quanto riguarda il cinema e la cultura cinematografica, ne beneficeremo tutti e andremo oltre la sala cinematografica, dato che già siamo oltre le sale cinematografiche.